Eccoci alla seconda giornata di reclusione. Sono esattamente le 1 di pomeriggio, la giornata comincia adesso perché ho passato tutta la mattinata a finire di montare e pubblicare il video che avete visto ieri. Quindi da dove possiamo cominciare oggi? Qua dentro non penso fuori che si cominci. Come dicevo nel video di ieri, devo finire di sistemare la legna da ardere e metterla là, tagliare questi, sempre legna da ardere, sempre legna da ardere, ripulire un attimo questioni qua, tagliare il ferro e poi vedere un attimo qua sotto come organizzare. O comincio oggi perché ieri sera, madonna ste galline, ieri sera ho fatto delle ricerche su come costruire un lumber rack dove posizionare tutto e ho in mente un progettino per i materiali che ho già. Alcuni non ce li ho, vedo se riesco a recuperarli in qualche modo. E adesso non so se su questa parete o là in fondo, che è la più lunga e la più utilizzabile, fondamentalmente fare questo rack dove mettere tutte le travi, le tavole di legno e le verghe, quelle lunghe, e i pezzi d'acciaio che ho. Per cui cominciamo subito col sistemare la legna da ardere. Ok. Ecco qua, occhiali. Ah, guarda qua, figata. Ah, mi stanno venendo i crampi. 2, 4, 6, 8, 270 cm per 8. Questo è il ferro che ho recuperato. Allora, il ferro tutto tagliato. C'è qualcosa che prende fuoco. Oddio! Vedete il fumo? C'è del fumo che esce da qua dietro. Cazzo! Ah! Ok, sembra essersi sistemata la situazione. Scampato pericolo. Ora ho 2 bancali da posizionare qua in laboratorio. Uno che è questo, dove ci sono sopra tutte le assi dei bancali che ho smontato anni fa e che possono tornare utili in qualche progetto di riciclo creativo. Per comodità adesso li metto tutte là davanti, poi vedrò di trovargli un posto anche là sotto. L'altro bancale è questo, dove ci sono dei cassettoni, molto bene. Quello che adesso vorrei sistemare è proprio lì alle vostre spalle. Si tratta
Infatti, questa è un'asta che ho preso di scatole a bocca di lupo usate che mi servono per un progetto che vedrete in futuro. Non so se tanto presto, dipende un po' da un po' di cose. E anche questi. Ora cercherò, visto che non mi servono nell'immediato, è inutile che tengo qua tutta questa roba, metterò tutto su un bancale e poi lo impellicolo, lo incellofano, incelopiano, non lo so, vado a prendere un bancale. L'idea di queste che sono già piene, proviamo. Imbastire qua 3 5 però ok, di certo le riempio, quindi in ognuno di queste ne sono 3, 6, 9, 18, 21. Ok. Ragazzi, no, che cazzo, non puoi, vuoi cadere? Non puoi cadere. No, ancora, ti ho detto che non puoi. Un bancale bello e pronto. Ok. Questo fatto apposta. E il mobile. Ok. Quindi ho fatto una piccola pausetta, là il bancale è stato sistemato. Ora quello che mi rimane da fare, uno è preparare tutta quella carta lì, tagliarla e metterla qua dentro, prepararla o per buttarla via o per quando verrà acceso il camino. Devo rimontare i sedili nella macchina, i sedili posteriori, così li tolgo di mezzo. Mentre per là fuori di oggi è inutile che mi metto a fare perché la giornata è già cominciata tardi e non riesco a fare grandi cose. Ora sono le 4, quindi magari finisco un po' prima. Questo video sarà un po' più corto di quello di ieri, ma almeno riuscirò a organizzarmi il lavoro di domani o dei prossimi video. Adesso intanto faccio libero il tavolo e sistemo il cartone. Sì. Ah, guardate, ho fatto anche gli adesivi nuovi, 1.000.000 in bobina, così 4 centimetri. Questi servono poi per personalizzare tutto. Metro Big Rocket Project.
Niente, devo svitare di nuovo queste viti qua, e queste sono mollate tranquille, rimaste qua sotto. Sono inchiodate. Ora ho provato col VD40, anche di qua ne ho 2 bloccate, di là ne ho una. Non riesco in nessun modo a togliere per il momento, per cui sembra proprio che la giornata mi voglia dire che è ora di fermarsi. Andare avanti senza aver pianificato, facendo un po' le cose a caso, non è che mi vada molto. E niente, andremo avanti e basta allora. Si può fare, questo non si può montare, quello non c'è spazio, andare a buttare via la roba, non posso andarla a buttare perché siamo bloccati in casa. Le cose le ho messe via, il cartone è pronto da buttare, fuori c'è roba pronta da buttare e da vendere. Non so neanche dove spostare le robe, perché finché non libero vendendo o buttando via la roba. E basta, allora chiudiamo qua, direi, questa giornata molto meno produttiva di ieri, e ci vediamo nel prossimo video, spero domani. Voi attivate la campanella, magari vi arriva una notifica, chissà.